Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in merito alla comunicazione ricevuta dalla Santa Sede della visita a Venezia di Papa Francesco per il prossimo 28 aprile, ha rilasciato la seguente nota. Una visita che mi riempie di gioia e gratitudine. Sarà una giornata storica per la nostra città e per la nostra regione. Attendiamo con grande trepidazione l'arrivo del Santo Padre, ringraziandolo sin da ora per offrire a Venezia il dono della sua preghiera e della sua parola, per rinnovare la nostra fede nella Chiesa. La sua visita preziosa e lungimirante rafforzerà i valori di pace, libertà, democrazia e diplomazia della nostra città e della nostra comunità, vocata storicamente all'accoglienza e al dialogo tra popoli di cultura, lingua e religione differenti. Passiamo ora alla cronaca. 5 giovani avrebbero picchiato selvaggiamente un ragazzino di 14 anni nell'area degli istituti scolastici della Bissuola a Mestre. Genitori e docenti nei pressi avrebbero assistito alla scena e sarebbero intervenuti in soccorso della vittima, che poi è stata portata in ospedale e sottoposta ad accertamenti nel reparto di pediatria. Sulla vicenda sta indagando il commissariato di polizia di Mestre, al quale i genitori della vittima si sono rivolti allo scopo di sporgere denuncia. Ancora cronaca. Durante la scorsa settimana i poliziotti hanno intercettato un cittadino italo-russo diretto in Pakistan con scalo a Istanbul, il quale, avendo manifestato nei loro confronti una forte insofferenza durante il controllo, è stato sottoposto ad accertamenti a seguito dei quali è risultato un provvedimento a suo carico per il reato di frode, poiché l'uomo avrebbe omesso di pagare stipendi ed altri emolumenti a 110 dipendenti, oltre a licenziarne altri 200. La frode ammonterebbe in totale a 162 milioni di euro. L'individuo è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore a disposizione dell'autorità giudiziaria, la quale, oltre a convalidare l'arresto, ha disposto a suo carico l'obbligo quotidiano di firma. E i carabinieri di Mestre hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un 32enne nigeriano il 5 febbraio scorso. I militari, all'altezza di via Camarcello, insospettiti dall'atteggiamento circospetto e insofferente dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, lo hanno fermato procedendo ad una perquisizione personale. Nella circostanza, lo straniero è stato notato mentre deglutiva quella che sembrava essere sostanza stupefacente. Portato pertanto all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dagli esami radiografici è stata accertata la presenza all'interno del corpo di 15 ovuli contenenti eroina e cocaina, dal peso complessivo di circa 10 grammi. L'uomo, all'esito dell'udienza celebrata nella giornata del 6 febbraio, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.